Sblindo Studios presenta 87 anni oggi. Ne ho 80 dunque, io ne ho 84. 4 anni fa io mica vivo 83 anni, 83 anni io ero una ne ho bambina. 80 che sei morto. Ne sei 80 che sei morto, ma guarda, cosa che facevo io 4 anni fa, non mi ricordo, 4 anni fa ero a Zonzo, camminavo, andavo, ero per la strada e dicevo, ma dove cazzo vado? Metto su. Ecco, guarda signora, che è meglio. Oh, Dio. Subito il primo morto, tanto per cominciare. No, sì, certo. Elvira mi diventa veneta. Mi diventa veneta Elvira. Oh ragazzi, come si fa? Sì, è buffo, è buffo così. È buffo così. Vabbè, d'accordo, sì, insomma. No, dai, Elvira è chiaramente fiorentinaccia. Scusa, Però quando sento voglia di imitarli, non che io sia un imitatore, mi piace entrare un po' nel... Invece dovrei mantenere, ecco, l'Elvira toscana. Invece, qui no, nulla, non sapremo mai se è vivo, morto, eccetera, eccetera, e vado a fare un altro numero, sì. 4 anni fa, sì, a quest'ora 4 anni fa ero qui, dunque vediamo, 5 anni fa uguale, 6, fino a 22 si può andare indietro, sì, dunque, pronto? Sì, pronto signora? Sì? Sì, buongiorno signora, senta, io vorrei parlare col signor Umberto. Ah, ma non è qui, mio marito è morto. Ma cosa che vi fate ai vostri, non so parlarmi, che provo, ma cosa che fate ai vostri mariti? Ma cosa? Che sono morti tutti? Cosa vuole? E che cosa vuole questi poveri uomini? Anch'io ho avuto 3 mariti, mi sono morti tutti e 3. Va bene. Tutti e 3. Va bene, Pompe. Signora, ma mi sa indicare il numero di qualcuno che sia vivo, signora? No. No, lo so, ho capito. Arrivederci, signora, la mi stia bene nella sua vedovanza. E che gli devo dire? Anzi, ma io so che fare, andiamo un'altra ancora. Cioè, perché qui, se no, veramente, 2 su 2, 2 persone trovate, 2 uomini morti. C'è un po' d'umidità da quelle parti. Sape quello. No, non so. Vabbè, insomma, Elvira è diventata... Pronto? Sì, pronto? Vorrei parlare con il signor Stefano. Cosa che mi ride lei? Dai. Mi chiamo Elvira. Elvira, Mi chiamo Elvira Tirasassi. Mi ho 87 anni, mi sono ancora tutta soda. Beh, no, un piacere. Ma le giovani che devono andare in mona perché sono già tutte flaccide e mica ho 87 anni, mi sono tutta soda e tutta palpabile. Pronto c'è il signor Stefano? No, E dove lo trovo sto signor Stefano? al lavoro. Al lavoro. Lei che sei la moglie? Sì? Ah, la giovane moglie del signor Stefano. Sì. Ah, e lui me ne parla sempre di lei, sa? E mi dice, mia moglie io le voglio bene ma sei troppo giovane. A me mi piace la donna un po' matura, Allora quando mi si butta addosso mi dice, tu mi piaci perché mi sembri la mia bisnonna. E io dico sì. Pronto? Sì, pronto. Appunto, allora io dico, ma guarda che tu hai la moglie giovane, trombati la moglie giovane, no? E io dico, ma a me mi trombo lei, ma trombo pure te, hai capito? Mi tromba, e dico, ma cambia strumento qualche volta, allora mi ciava. Capito? Chi è? Mi sono Elvira Tirasassi, mi ho 87 anni, mi ho avuto 3 mariti, mi sono morti tutti e 3 spompati. Pronto? Io ho avuto 3 mariti, sono morti tutti e 3 con 87 anni. Ma passami la mamma che parlo meglio con la mamma di queste cose. Pronto? Sì? Mi sono Elvira Tirasassi, al massimo mi faccio 2 o 3 cicchetti la mattina, ma insomma
devo dire che mi trovo bene, ho 87 anni, ho ancora una donna desiderabile. Pronto? Pronto? Sempre qua presente. Ah, brava. Appunto, io le volevo dare un consiglio, visto che sono più vecchia di lei, e volevo dare un consiglio che suo marito si lamenta un po' di lei per il sesso. Sì, va bene. Che lui vorrebbe una certa cosa che lei non glielo vuol dare. No. E io invece glielo voglio dare. Beh, no. Perché sei stata la prima cosa che ho dato. E lui tutto contento dice, ah, mia moglie non me che cazzo di... Non me lo dà. Me lo dà mai. E mi sono un po' incartata, Ecco. perché ho certa età, a volte mi incarto quando mi pisso addosso e quando rido mi pisso sempre addosso e mi godo tutti i rivoli di pizza che mi colano giù, ma mi piace, perché piace anche a lui, eh. Sì, A sì. lui Stefano mi dice sempre sgocciolami addosso e io altro che sgocciolarmi sembra la cascata di Niagara. Signora? Sì? Ah, senta, allora le devo dire, glielo dia signora, Sì, va bene. quello che lui chiede, per favore, che se no lui viene da me e mi dice, ah che bello, però è un po' troppo largo. Allora ha ragione, e dico, ma vai da tua moglie che ancora non te l'ha dato, e allora lui glielo dia signora, Ok. mi raccomando. Sì, va bene. La prossima volta che glielo chiede, glielo dia, se non glielo chiede, glielo dia lo stesso, dice tieni, Va bene. capito? Sì. Naturalmente, senta signora, io so che suo marito le vuole bene, Sì, nessun problema. venire a letto con me non pregiudica, sa? Io ho 87 anni, sa? Sì, Senta, sì. sono anche senza denti, sa? Sì, adesso. Senza denti. E senza denti, signora, faccio delle cosine che il suo marito non se le immagina nemmeno. No, lui se le immagina, ma lei non se le immagina nemmeno perché lei lascia denti, signora. Sono tornato in Toscana, meno male. Che dice? Dico che adesso posso andare a far da mangiare al bambino o no? Quanti bambini la ha lei? Nessun problema, so io quanti ne ho. Adesso posso andare, abbiamo finito. No, perché lui mi ha detto che ha diversi bambini sparsi qua per tutto il centro nord Italia. Va bene. Va bene, e nord-ovest niente di nuovo. Ok. Allora signora, io la saluto Sì. e quando torna suo marito che voglio parlare? Mhm. Quando torna? Quando torna stasera. Ma sei vivo vero? Sei vivo? Sì. Appunto. Allora stasera lo diciamo, Ok. perché mi sento un pizzicorin, mi sento che mi prude, Ok. ok? Va bene. Ciao cara. Sì, Ciao addio. tesoro, ciao. Era diventata un po' smorfiosetta alla fine, vero? Un po', va bene, sì, va bene. No, mi è scappato a ridere perché per forza, non riuscivo ad andare avanti. Non riuscivo ad andare avanti con quella specie di non so quale tipo di inflessione stavo facendo, perché poi non so la costruzione delle frasi, questo è il problema, no? Sì, andiamo dall'altro, vai. Sì, perché mi go. Mi diverto, No, io mi diverto, scusa, mi voglio divertire. Pronto? Sì, pronto signora, buongiorno. Senta, c'è il signor Tiziano per piacere? Chi parla? Sono Elvira Tirasassi, la sua amante di 87 anni. Bene, mi fa piacere. Lei che è la moglie? Sì. Oh, che carina, una moglie giovane, carina, una mamma anche. Senta signora, io guardi non le porto via niente, sa, io ho solamente questi momenti con suo marito, il quale è veramente rapito dalla mia fisicità. Mi dica. Perché io ho 87 anni, ma sono ancora come un vulcano che erutta, capito? Sono un vulcano che lui, insomma, in lei ha trovato una donna bella, carina, giovane, ma purtroppo un po' freddina. E invece, sa, mi sono veramente un vulcano nel sesso.
Pronto? Mi fa piacere. Mi sono senza denti, sa? Immagino. Ah, guardi che quando lui mi dice vestite da suora, io mi vesto da madre superiore. E allora lui mi dice sì, fammi fare la penitenza, e io faccio penitenza, tu devi fare la penitenza, mettiti giù, giù, lui si mette giù, io gli piscio addosso e poi gli caco e io dico sì, roba è una merda, è una cosa meravigliosa. Va bene. Facciamo dei giochetti, quando posso parlare con Tiziano? Non so quando è a casa. Ma prima mi ha detto che c'era, che era in casa? No, che mi sembrava che me lo stesse per passare. Quando avrà un po' di tempo. Scusi, ma lei è la stessa persona di prima? Sì. No, non mi sembra la persona di prima, se era più giovane, signora. Se era più giovane, sa? Qui c'è qualcosa che non mi quadra. Non potete prendere in giro una signora di 87 anni, certamente no. Insomma, un po' di rispetto. È vero? Pronto? Qui mi stanno a gabbellare. Mi gabbano. Mi non voglio essere gabbata. Io sono una persona per bene. Capito? Mi sono scolata una bottiglia di Grand Marnier. E se vuole il Grand Marnier, poi mi ho aggiunto il Pernod, che è più o meno, e poi un po' di cognac, e poi whisky, insomma, cose così, per tenermi su. Glu 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 glu. Io bevo e pisso. Veramente il mio pisso è molto alcolico, se pisso alla spina, mi vengono le pressioni col bicchiere, sotto, per riempire il bicchiere. C'è qua! Elvira pissa, andiamo! Vengono col bicchiere alla spina, io... Auguri! Hai figli maschi? Sì, signora. Io figli non posso più avere, ma maschi sì. Capito? Je beo. Mi sono piena di piocci. Sì, tanti piocci, perché mi gobbo i bei capelli ancora. E piocci. Pronto? Sei andata via? Ma rimasto solo. Sola, ma rimasto solo. Ancora una volta ho rimasto solo. Da. Bene, seconda parte, trappoino, Tutti i piocci come saltano. Elvira è andata via, tutta sculettante, dice sono diventata veneta, mi ha detto ma vai in Monaci, ma vai in Monaci. Vabbè, cari amici del G, siamo nella seconda parte, ma siamo sempre nel Veneto, nel Triveneto, come si chiama? Sì, Triveneto, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, io non ho mai capito bene quei posti lì, che suddivisioni ci siano, non ho mai non me ne frega niente nemmeno di capire. Oh sì, no, io cerco di capire alcune cose, altre le lascio nel vago, perché bisogna che ci sia un po' di vago, No, nella vita non dobbiamo sapere tutto, ci mancherebbe altro. No. Sì, io non so, veramente, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, il Triveneto, sì. Vabbè, ho capito, c'è nessuno, Non c'è nessuno, Pronto? Ah, Consuelo? Chi parla? Consuelo, sei tu? No. Non c'è Consuelo? No, chi parla, scusi? Sono Pablo. Devo parlare con Consuelo. Non c'è, mi dispiace. Quando posso trovarla? Non esiste. Non esiste Consuelo? No. Ma io ho fatto una ricerca anche sull'elenco, risulta Consuelo. No, non siamo noi. No, via. Rita? No, Rita Consuelo. Io rifaccio il numero. Scusa, digliene, vediamo un po'. Voglio Consuelo. Si chiama Rita Consuelo questa. Vedrai. Pronto? Consuelo? Guardi che chiamo la polizia. Non siamo noi. No, la polizia me la sbatte sulla zia. Ma scusi, ma cosa c'entra la polizia? Uno cerca Consuelo, ci chiamo la polizia. Siamo grulli.
Va bene, ora lo può chiamare davvero. Ma mamma è roba da pazzi. Scusa, cerco Consuelo. C'è scritto sull'elenco questo numero qui. Pronto? Io voglio Consuelo, ha capito? Io chiamo la polizia e ve la faccio tirare fuori. Dovunque l'abbiate messa è nascosta. Voglio Consuelo, ha capito? Ma lei sta dando numeri, chiamo io la No, polizia. io chiamo la polizia, carabinieri. È mia figlia. Guarda, a nome Rita. Tua figlia si chiama Rita Consuelo? Sì. E allora scusi. E lei chi è? Ma scusi, ma cosa vuole da me? Lei mi ha chiamato. È già la terza volta che la chiamo, giusto? Perché mi chiami? Ma perché mi dice che non esiste? Quando ora mi dice che sua figlia si chiama Rita Consuelo? Ma non è qui. Non c'è mia figlia. No, non c'è, è morta? No. E allora scusi, No, se io la cerco mi dica... Lei non mi deve fare... No, lei mi dice chiamo la polizia. Lei, Ma no. scusi, lei mi dice chiamo la polizia quando cerco sua figlia? No. Perché? Perché io non la conosco e lei non mi dice chi è. E cosa vuole da mia figlia. Ma lei non me l'ha fatto dire chi sono? Sì, mi ha detto che è Pablo. Io Pablo, anzi, te l'ho detto, sì, sono Pablo, vedi, vedi. A me Pablo non dice assolutamente niente. Ma sua figlia sì, dice moltissimo Pablo. Ma signora, ma siamo matti. Mia figlia qui non c'è. Adesso allora, dove e quando posso trovarla? Non do il numero di mia figlia a nessuno. Allora, perché sull'elenco risulta lì? A questo numero? Stava lì, dobbiamo cambiare. Allora cambiate, no? Allora cambiate, perché io cerco una persona, non la trovo, ma almeno che se lei è la madre mi dica la verità. Non mi dica chiamo la polizia semplicemente perché cerco sua figlia. Ma lei, ma cosa hanno in cervello? Lei cosa c'ha in cervello? Il che la c'ha in cervello, signora? Scusi se devo dire. Cosa mi sta dicendo, scusi? Io, il che la c'ha in cervello? Io sono Pablo e parlo un po' spagnolo, mi scusi. Il che la c'ha in cervello, voglio sapere, Io voglio sapere il che la c'ha nel cervello. Lasciarmi il cervello? Cosa vuol dire? Il che la c'ha, lei signora madre di Rita Consuelo, il che la c'ha nel cervello. Io ho chiesto a sua figlia, la mi dice... Ma cosa sta dicendo? No, come, scusi, sono spagnolo. Il che la c'ha nel cervello, signora, lei, il che la c'ha nel cervello. Ha capito? Mi dispiace, non riesco a capire. Non riesco a capire. Mi dica cosa vuole da mia figlia. Mi dica cosa vuole da mia figlia. Io Mi dica. cerco sua figlia perché io sono Pablo, sua figlia sa chi è Pablo. Va bene, allora guardi. Io sono Pablo di nome, Picazzo di cognome. Pablo Picazzo. Va bene, guardi, adesso lei abbia pazienza, io cerco mia figlia e le dico... le dice, guarda, bene. Allora, tanto lei ce l'ha il mio numero, lei dice, Rita, o non so se la chiama Rita o se la chiama Consuelo, comunque dice, guarda, ha telefonato Pablo Picazzo, chiamalo perché è importante. Va bene. Va bene? E non chiami la polizia, per così poco. Guarda, ha sempre dei problemi nel riattaccare, alla fine ce la fa, Forse ce l'ha fatta. No, vi rendete conto che situazione incresciosa? La prima volta ho pensato di aver sbagliato il numero perché questo non c'è nessuna Rita Consuelo. Poi la seconda volta chiamo la polizia, solamente perché ho chiesto di Rita Consuelo. La terza volta si è capito che lei era la mamma. Allora scusa, ma che laole stai da me? E che laole? Non deve andare tanto d'accordo con la sua figliola secondo me, No, così, a occhio e croce, vero? Vabbè, io non so veramente che pesci prendere, non so che pesci prendere, anche se sono dei pesci, sono o non sono dei pesci, certo, ma non so che pesci prendere, lo so. E si piglia da Capricorni, che ti devo dire, bisogna, ho fatto un altro numero adesso, ma io volevo andare a fondo alla questione, scusa, no. Pronto? Pronto? Buongiorno, vediamo un po', pronto? 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 Sì, pronto, è Silvana? Sì? Chi parla? Sono Ribongia. Ribongia? Sì, sono Ribongia, da Firenze. Guardi, io non conosco nessuno. Lo so, ma sa come si dice a Firenze? La Ribongia lì, Capito? No, non capisco niente. Non si butti così giù, è una persona intelligente lei, Silvana, forse sarà meglio che le spieghi. Io sono d'accordo già con suo marito. Ah sì? Sì, per fare una ribongia. Lei ride a bocca chiusa, signora? Sì. Così. E quando si è messo d'accordo con mio marito? Prima che morisse. Prima che morisse, signora. No, non lo so, un po' di tempo fa, scherzo. Allora ha detto, si fa una bella ribongia. E dice, sì, d'accordo, ti do mia moglie per la ribongia. Ma cosa
vuol dire questo? Che non riesco, questa ribongia? La ribongia a Firenze si dice ribongia quando c'è tutto un insieme di cose, butta della ribongia, no? È tutto per esempio una scatola con tante cose dentro, cose di vario tipo, no? Molto eterogenee, e tu butta anche questo nella ribongia, è tutta una ribongia, insomma, eh? Insomma, si dice, non si dice molto spesso. Insomma, in conclusione, cosa vuoi? Fare la ribongia, signora, siccome noi siamo 13 e 13 non va bene, ne va a fare 14, suo marito mi ha offerto sua moglie, cioè lei, signora Silvana, per la ribongia. Quindi la verrò a prendere direttamente, poi la porto a Firenze, si fa una bella ribongia insieme. Ha capito? La saluto, buongiorno. Signora, è un'orgia, ha capito? Insomma, un insieme di persone diverse che tutte insieme come dentro una stanza. Non fa per me? Sì, non fa per lei? No, perché dovrò venire anche con mio marito. No, suo marito resta a casa perché lui non c'entra niente. Ha detto che lui mi presta la moglie per la ribongia. Sì. Si fa una bella ribongia, signora. Se la faccia prestare da qualcun altro, arrivederci. Sì, signora, se la venga a prendere? Sì, se la venga a prendere. O come mai mi è venuto in mente questo termine ribongia? Sarà perché forse l'altro giorno può darsi l'abbia sentito rammentare da qualche fiorentino puro, vero, di quelli che diano ancora la parola ribongia. Sarà così, forse l'ho sentito dire. E così mi è venuto in mente la ribongia, che poi è diventata un'orgia praticamente. La ribongia. Che strana parola però, qualcuno dovrebbe anche spiegarmela un po' meglio, eppure esiste, almeno da noi, la ribongia. La ribongia. La ribongia. Che sono termini rari, da mantenere. Non siamo raggiungibili. No. Lasciare un messaggio. Come ti posso raggiungere, tesoro? Grazie. Ecco, questa non era una ribongia, per esempio, non lo so cosa fosse, ma era qualcosa. Dunque noi andiamo avanti, sì, però mi sarebbe piaciuto parlare con Consuelo, sì, beh, certo, Consuelo, un nome molto erotico, vieni Consuelo, togliti l'ultimo velo, Consuelo. Guarda, ti faccio toccare con un dito il cielo, Consuelo, non fare la sciocca, te lo faccio toccare anche con la bocca. Ma via, basta, su. Ora, un cavaliere, ma è una donna! Una cavaliera, c'è scritto un nome di donna e poi Cav. Oh mamma, peccato non c'è la cavallerizza. Ma guarda te, ho sempre trovato cavalieri, perché ci sono anche cavalieri donne, per carità di Dio. Sì. Peccato, guarda. No, si poteva parlare con un cavaliere, una cavaliera. Vabbè, cavaliera del lavoro probabilmente. Sì, vabbè, niente, lasciamocela alle spalle, sì. Che vuoi fare? Le occasioni perdute nella vita, quante sono? Andiamo invece da Barbara. Oddio, ho trovato Barbara. Di solito le Barbare non ci sono. Comunque, un marito, mi ci vorrebbe un marito di Barbara. Sì, poi sono morti tutti, i mariti di Barbara. Non ce n'è più. In esaurimento scorte. E... No, non so, io chiamo le Barbare e fa Barbara ti amo e non riesco mai a parlarci, perché non ci sono. Oh, ecco. Vabbè, cerchiamo un altro obiettivo, Ecco. Proviamo qui. Questo mi sa che sia morto, si chiama Zennaro. Zennaro sarebbe la versione veneta di Gennaro, no? Zennaro, vedrai. Sì. Che poi vuol dire gennaio, giusto? La ribongia, ragazzi. La ribongia! Potrebbe essere anche il titolo di un programma radiofonico con tante cose dentro. La ribongia. Pronto? Mi voglio parlare con Zennaro, per favore. Qua parla? Zennaro? Sì?
Se la moglie di Zenaro. Ma perché Zenaro, che nome? Zenaro. Cioè, Zenaro è il cognome. Zenaro è il nome. No, Zenaro è un cognome. Zenaro è un cognome. Ma di nome come fa suo marito? Giuseppe. Giuseppe Zenaro? No, forse lei è la signora Zenaro. Sì, io sono la signora Zenaro, ma lei chi è? No, che mi hanno messo 3 puntini. Zenaro che è il secondo cognome. Ah, se lei è la signora Zenaro. Sì, ma io non capisco lei chi è. Non capisco, signora. Chi sei io? Che devo dire? Vada sul water, forse capisce un po'. Perché Zenaro, quindi quanti Zenaro è un cognome. È un cognome. È il cognome di lei prima che si sposasse? Ma sta roba vuol sapermi. Io non so chi è lei. Io voglio sapermi, so già la cosa, io sono già a corrente. Guardi, ho aperto 2 finestre per fare una corrente e mi sono già a corrente. Senta, signora. Mi dica. Ma comunque volevo parlare con suo marito. Sì, 8 anni che è morto. 8 anni? Alla ribongia, signora, alla ribongia. No, è un'esclamazione che mi sono mezzo fiorentino, allora sì, però mi sono veneto. Questo è quasi uno scherzo che lei sta facendo. Ma mi sente che parlo veneto, no? Ma io da dove vielo? Parlo ben veneto, no? Ma da dove vielo? Dall'America? Dall'America? No, dall'America ruso, e mi sono stato brava, come che ha fatto a sapere? Mi sono stato 10 anni in America. Mi sono tornato e dico, cos'è il suo marito è morto e mi non sapevo. Ma va, che ne guarda che ne sarà milioni qua a Venezia. Milioni, sì, Chissà che Zenaro che va in cerca. Zenaro, ma ad ogni modo. Zenaro, mi godeto. Ma perché lo conosco? Come mai lo conosceva mio marito? Ma chi ha mai conosciuto suo marito? Perché si fa tutti questi discorsi che ma perché mi chiede queste cose? Mi mai detto che... No, guarda che mi godo 2 generi. 2 generi? Godo generi, godo 3 nipoti maschi che non credono a fare il furbo perché qua che sei anche a me godo, godo generi, godo, ma non mi frega un cazzo degli uomini che hai in casa. Deficiente, disgraziato, deficiente. Ma mi minaccia, mi godo generi come dite, faccio un culo così. Ma io non lo so. Sì, ma qui mi hanno fregato perché c'è scritto un cognome, poi il secondo è Zennaro e ci sono 3 puntini, nel senso che manca il nome, capito? E al posto dei puntini ci dovrebbe essere un nome. E io pensavo che fosse il nome, perché non c'entrava, capito? In queste schermate, sono delle schermate. Va bene. Ecco, qui per esempio c'è una che si chiama Giselle, perché non c'entra Gisella e metà Giselle, perché sono 2 cognomi, ma il secondo è molto bello. E allora chiamiamo Giselle. Giselle è anche bello, anche se poi questa è Gisella. Scusa, che ho fatto? Ah sì. No, stavo facendo un numero. Gisella, però Giselle è più carino. Sì, ma il secondo cognome è ancora più carino. Sì. Dai, rispondi però. Pronto? Oh mio Dio, come piagno, mi piagno tanto, mi piagno. Ma quanto mi piagno, signore. Mi dispiace, non so perché mi sono messa a piangere improvvisamente quando mi sentivo che voi mi rispondevate. La signora Cipolla c'è in casa? No. Non c'è la signora Cipolla? No. Allora perché piango io? Non c'è la signora Cipolla, Gisela? No. Gisela Cipolla? No. Allora che piango, ma fa? E quando la torna a casa? Non lo so. Perché sei il marito lei? Sì. Vi siete separati? Sì. Da quanto tempo? Fatti miei. Fatti suoi? Ma io voglio sapere se siete anche proprio divorziati? Non ce ne frega niente. Ma signora Cipolla, mi so io che me la voglio sposare. Bravo. Sì, cosa mi dice lei? Mi può dare qualche consiglio? Di andare a quel paese. Sì, ma signora Cipolla, com'è praticamente? È un tipo che insomma tranquillo oppure ha sposato la cipolla e ce l'ha ancora sull'elenco la cipolla che non c'è più. Mi piange voi che la cipolla. Poi invece ho capito che non c'era più la cipolla, è inutile piangere, capito? No, però mi piacerebbe ricavarlo perché per sapere un po' come posso comportarmi con questa cipolla, capito? Vediamo se risponde.
Sì? No, mi volevo sapere se è meglio fatta a fettine oppure mangiata Guardi che cruda il così suo a numero- morsi. Guardi il suo numero, è registrato. È io la registrato? denuncio. Anche sto cosa, la telefonata, io non ho detto niente di male. No, Mi e lei volevo verrà, sapere, lei verrà denunciato. lei perché volevo sapere che cosa posso fare con sta cipolla. lei verrà La denunciato posso per fare avere che disturbato se mi la faccia sua- il fegato alla veneziana che metto la Ecco, cipolla. e lei verrà denunciato. D'accordo, mi dice il mio numero. Ecco. Grazie, arrivederci. Ma non ho detto niente di mal, manco mal, eh? Io non lo so, sta gente con la cipolla. La cipolla, via ragazzi, la cipolla. Mamma mia, perché lui ci ha molto sofferto, sì, secondo me ci ha molto sofferto. Sapete com'è? Sono quelle cose che fanno soffrire. Sì, è rimasto male, ha pianto tanto per via della cipolla. Andiamo avanti, su, via. Sì. Via. Beh. Mi non confesso nessuno. Pronto? Oh, buongiorno. Io vorrei parlare, se è sempre vivo, con Olindo. Glielo passo subito. Oh, evviva, ma come incredibile. Olindo. Pronto? Olindo? Sì, Olindo. Sono contento di saperti ancora in buona salute, vivo e vegeto. ah, grazie. Sai Molto. perché? Perché Olindo? Perché delle voci maligne si erano sparse su di te. E cosa ho detto? Che tu eri morto. Madonna, che ero morto. Sì, dice, ma sai che è morto Olindo? Olindo, mi sono rimasto tanto male. Ho detto, ma Olindo qua, Olindo là. Ho telefonato e ho chiesto alla signora, dico, ma Olindo, dice, te lo passo subito. Ah, è stato un colpo, sono contento. Tasi? Tasi? Davvero perché, Sono contento anch'io porco di essere vivo. Dio Sei contento? Sì, Perché dice Olindo si è ucciso. No. Ma dice che si è buttato dalla finestra. No, perché siamo a piano basso qua, per terra. No, ma da un'altra finestra più alta dice che una è più salito, alta. è salito su e si è buttato. si è Che ne so? buttato. Vedi Oddio. che mi hanno preso in giro. Va bene, dai. Mi hanno fatto uno scherzo. Sì, lo stava là. A te ganno lunga la vita, Grazie. sì, però Olindo, Sì, stai sì, bene, sì. 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 C'hai nessun problema fisico? No, mandami una bottiglietta di sale. Bottiglietta di sal? No, la bottiglietta di sal se la versi porta male. Ah, cosa bisogna dare? Sta attento ai gatti neri, non passa I sotto gatti neri, le scale va bene, per dai. strada. Va bene, dai, va bene. Capito? Sì, E soprattutto stai attento alla tua moglie. Sì, grazie. No, altrettanto. nel senso che con altrettanto a te famiglia. Sì, stavi bene. Sta Ciao. attento, Ciao, Ciao, perché te voleva ammassare. Sì, Tua ciao, moglie, caro. sì, attento Ciao. quando prende il coltello in mano per tagliare il pane. Sì. Attento che non ti tagli il pene. Sì, caro, ciao, stavi Ciao bene. Lindo, io Tante cose. mi te goverti. Bravo, altrettanto, caro. Tanto, Sì, caro, non mi fai son- il pesce e spini in culo, caro. Come Ciao, Beo, ciao. come hai cadito? Il Ciao, culo? ciao. Culo? Ha parlato di culo? Ciao, riattacca, no? Insomma, ciao. Ha parlato di culo. Culo, ha detto culo. Ma che roba. Era vivo, hai visto? Dopo tanti. Invece lui. Con un nome così, perché Olindo. Olindo non può essere vivo. Uno che si chiama Olindo. E invece era vivo. Capito? Sono le cose più inaspettate. Giancarlo? Sì, Buongiorno. buongiorno. Come va? Bene, grazie. La famiglia? Con chi sta parlando? Dai, abbi pazienza. Oh, sono contento. Dai, Ho capito. Ho piacere. Come va? Tutto bene lei? Tutto bene? Tutto bene, nostri cari? Tutto bene, grazie. Sì, no. Questa era una voce dall'aldilà che mi ricordavo. Allora, senti, siccome io ti ho ritrovato dopo tanti anni per poterti parlare
e saper che te sei ancora in buone condizioni di salute. Stasera ti volevo invitare a una festa, un'orgia con 2 donne. Belle, carine, giovani e disponibili. Sì, proprio. Te mi hai detto che stai bene e quindi io ti invito, perché anch'io sto bene, ma da solo con 2 donne sono un po' in difficoltà, capisci? Ah, sì? Sono donne brave, buone, non puttane, no, non sono delle puttane, sono delle donne disponibili, ma che sono pulite, sono linde ma pulite. Capito? Ho capito. Io vi ho detto anche a Olindo, ma Olindo non ha voluto venire. Allora ho detto a te, Giancarlo, conosci Olindo? Chi è Olindo? Olindo e lui era vivo, tra l'altro. Incredibile, il megadito di Olindo si è morto, no? E invece Olindo era vivo. E tu, Giancarlo, ascolta, te ce l'hai ancora vivo il pistolino? Ma con chi sto parlando? Avete pazienza. Come? Non ho mica capito niente, sai io. Io sono il tuo amico, Olindo. E poi amico stasera sono amico ancora di più perché ti porto a Ciavar. Olindo, Giancarlo? Appunto. Allora, stasera mi passo verso i 9:30 a prenderti con la macchina 2 fiole veramente belle. Va bene? Mi do un posticino dove andare. Ok? Poi così quando mi vedi capisci chi sono e ti ricordi. No, mi deve dire chi è lei. Chi sono? No, mi darde lei, Olindo, che stasera ci avamo insieme. Ci avviamo insieme, pago tutto facciamo un po' di champagne, un po' di coca, mica quella, ma quell'altra, E allora, sai com'è? Faccio tutto perché tu mi fai il piacere di venire a darmi una mano e anche, insomma, tutto il corpo tuo, che queste 2 sono insaziabili. Capito? Ma sto parlando, mi scusi, ma è un cretino lei? Pronto? Ma Giancarlo, ma tu mica sbaglia voce? Parla con la tua voce. Giancarlo, stasera ti aspetto con quelle 2. Belle, buone, fumanti. Con quelle 2 buone fumanti? Io sto qua. Tanta buona coca. Anche tanta buona coca. Sì, Giancarlo. Io e te faremo... Sono belle tonde queste qua, sono belle tonde, Anche belle tonde, belle calde. Belle tonde, calde. Calde, tonde, buone. Se vuoi io ti faccio sentire un po' anche la mia, Dove ci fa sentire anche la sua? Ma dove deve venire questa sera? In pizzeria, signora, in pizzeria, tonde, calde, buone, con la coca. Sono 2 pizze, signora, 2 pizze. Cosa avete capito? 2 pizze, signora. Ha capito? 2 pizze, deve andare in pizzeria, ti dà 2 pizze. Stasera, stessa ora, stesso posto, quelle 2 ci sono. 2 pizze, signora, ha capito? Signora, si tratta di 2 pizze, ha capito, signora? Si tratta di 2 pizze, hai capito? No, ma non ripeta tutto. Lei deve convincersi che non stavo parlando di donne, ha capito? Con Giancarlo stasera usciamo e prendiamo 2 pizze, ha capito? Stasera esce con te e prende 2 pizze. Ecco, non sono... Ma con chi è che deve uscire mio marito, mi scusi? Con me, il suo vecchio amico. No, non sono 2 donne, ha capito? Ma lei chi è? Quella coca è Coca-Cola, capito? Io ho capito, ma ecco, lei vede che ha capito. No, non vorrà mica pensare che io portassi suo marito con altre donne, E non me le potevo mangiare mica tutte e 2 io le pizze. Capisce? No, è che doveva venire anche lui, mi ha detto che sta bene in salute, che ancora c'ha il pistolino che gli si rizza, dico, andiamo a prendere 2 belle pizze, capito? È che mio marito non l'aveva riconosciuto. Insomma, ma ora vede che lei mi riconosce. Senta, magari poi dopo vengo a trovarla quando è sola e le faccio vedere un bel calzone. Ma bello ripieno però, Va bene? Signora, passo alle 9:30 a prendere suo marito, va bene? Ma chi è lei? Aveva pazienza. Ah, ciao Giancarlo, come stai? Stavo parlando con tua moglie, a lei piace molto il calzone ripieno, io e te faremo 2 pizze. Oh, ho detto pizze apposta, se no lei pensava donne, capito? Le ho detto 2 pizze, l'ho fatto credere che fossero 2 pizze, Giancarlo. Ma senta, ma Dai, sta esagerando passo alle 9:30, ma chi è lei? Ti vengo a prendere alle 9:30. Mi viene a Gli ho prendere? fatto credere che fossero 2 pizze, Giancarlo. E invece ciao Giancarlo, a stasera ci divertiremo tanto.
vedete a volte entrano di mezzo le mogli, basta fargli credere che sono pizze, no? Boh, io non ci ho capito nulla. Ma sono pizze o sono donne? Sono buone. Sono buone. E tutti e due i casi sono buone, sono buone. Sono calde. Sono tonde. E poi? No, per mangiarle come si fa? Bisogna farle a pezzi, si mettono nel frigorifero e le pizze, no, le donne! Vuoi il G? Pigliatelo! Per spettacoli pubblici o privati o per qualsiasi proposta interessante, questo è il numero 333 180 52 52 a qualsiasi ora del giorno. Ricordati, 333, il bischero tu sei te, se tu rompi le palle. Se non c'è il soldazzo, stasera io m'ammazzo, passerò per pazzo, ma non mi importa Ma se c'è il soldazzo, io non mi strapazzo, sto qui e mi sollazzo, non mi rompete